di questi operai. Antonio Schiavone, 36 anni, Roberto Scola, 32 anni, Angelo Laurino, 43 anni, Bruno Santino, 26 anni, Rocco Marzo, 54 anni, Rosario Rodinò, 26 anni, Giuseppe De Masi, 26 anni. Nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2007 gli addetti alla linea 5 dello stabilimento di Torino ThyssenKrupp erano in attesa di riavviare l'impianto dopo un fermo tecnico per manutenzione. 35 minuti dopo la mezzanotte l'impianto viene riavviato, ma si sviluppa un incendio. L'olio ad alta pressione nebulizzato si incendiò come una grande nube, investendo 7 lavoratori. Uno di loro, Antonio Schiavone, che aveva cercato di spegnere l'incendio passando dietro l'impianto, morì poco dopo sul luogo dell'incidente. Gli altri 6 morirono nel giro di un mese. Sostanzialmente nessuno ha pagato per quello che è successo. Ecco, questa è una storia recente, il 2007, la storia di cui è legata alla canzone The Portis di Woody Guthrie è invece del 48, però così proprio solo incidentalmente, visto che il tema di questi incontri è il mangiare e chi va a raccogliere, non solo chi produce ma anche chi va a raccogliere ciò che poi ci troviamo sul tavolo. E così, siccome io da parecchi anni vivo in Sardegna, un ricordo molto più vicino, quando i miei bambini, adesso non sono più bambini, io abitavo dalle parti di Ghilarza, Norbello, eccetera, e si andava al mare verso San Vero Milis, eccetera, eccetera, passando in estate, passando in mezzo a decine e decine di campi di pomodori, e i miei bambini mi chiedevano: papà, come mai sono tutti ragazzi africani che raccolgono i pomodori? Ecco, quindi questa è la storia che racconto, è una storia del 48, però non è cambiato un granché. Il 28 gennaio del 1948, in un incidente aereo in California, vicino al confine con il Messico, persero la vita 28 deportati, fra virgolette, così sono definiti, ovvero 28 lavoratori messicani che stavano per essere forzatamente rimpatriati. Il loro permesso di soggiorno era scaduto insieme col contratto di lavoro, pertanto venivano rispediti in Messico, da dove avrebbero cercato con ogni mezzo di tornare negli States. Era questa la vita dei lavoratori stagionali, impiegati soprattutto nella raccolta della frutta nei campi della ricca California. Il giorno dell'incidente aereo, la radio locale diede subito la notizia precisando che erano, e questo è letterale, soltanto dei deportati, senza dare i nomi. Woody Guthrie, che ascoltò questa notizia a New York, scrisse il testo di questa canzone, era già malato, e che fu poi musicata 10 anni dopo da Martin Hoffman e cantata per la prima volta da Pete Seeger nel 1958. Questa è forse l'ultima canzone, l'ultimo testo che scrisse Woody Guthrie, e vorrei solo tradurre l'ultima strofa del testo, che dice, ovviamente la canzone parla di quello che succedeva, cioè che i grandi coltivatori della California chiamavano manodopera a basso costo dal Messico, e poi appena era finita la stagione praticamente chiamavano gli agenti, la polizia, perché gli era scaduto il permesso. E questa cosa succedeva a tanti emigrati italiani e anche sardi in Svizzera, cioè non bisogna andare fino che facevano i frontalieri, perché poi ti finiva il permesso di soggiorno e dovevi tagliare la corda. E quindi venivano rimpatriati venivano arrestati e rimpatriati, e poi dovevano passare tutto un altro anno per cercare di recuperare i soldi e tornare. L'ultima strofa dice: è questo il modo migliore in cui possiamo
coltivare i nostri campi, e questo è il modo migliore e giusto per avere la nostra buona frutta, di fare, perché Budigatti paragona questi morti sparsi sul terreno a delle foglie secche, e di vedere queste foglie secche marcire sul nostro terreno e di non avere nessun nome ed essere chiamati solo deportees. Now the crops are all in and the peaches are rotting and the oranges pile in their creosote domes, and they're flying them back to the Mexican border. They'll take all their money to way back again. And my father's own father, he waded that river, and they took all the money he made in his life. And my brothers and sisters come working the fruit. They rode the truck till they took down and died. And goodbye to my Juan, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. I won't have your names when you ride any airplanes. All they will call you will be deportees. Some of us are illegal and some are not wanted. Our contract's out and we have to move on. And 600 miles to the Mexican border. Jesus riding on clothes like customers, like thieves. And we died in your hills, and we died in your deserts. And we died in your valleys, and died in your plains. And we died in your trees, and we died in your bushes. And the oxens of the river died just the same. And goodbye to my Juan, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. I won't have your name when you ride any airplane. And they will call you will be deportees. The sky plane caught fire over Los Gatos Canyon. A fireball of lightning and shook all the hills. And all these friends all scattered like dry leaves. And the radio says they are just deportees. Is this the best way we can grow our big orchards? Is this the best way we can grow our good fruit? To fall like dry leaves you brought on my topsoil. And people write no name but just deportees. And goodbye to my Juan, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. I won't have your name when you ride any airplane. And all they will call you will be deportees. And all they will call you will be deportees. Grazie ancora a tutti, grazie anche per la pazienza al terzo incontro, che è un incontro molto importante. Stefano ha introdotto molto bene l'incontro è la deportazione.
la deportazione, il cibo come mezzo di sostentamento. Presenteranno Ibrahim Allò, Cristian Sanna e Valentina Spiga. Spero di aver detto giusti i nomi, perché ormai sia l'età che la stanchezza adesso può dare qualche difficoltà. Passo subito la parola a loro e a Ibrahim, ringraziandolo. Lui oggi è qui, domani sarà a un altro festival a Usellus, quindi ringrazio per la sua presenza e ringrazio anche a voi. Grazie. Buonasera a tutti, anche noi vi ringraziamo per essere venuti questa sera a farci compagnia. Ovviamente ringraziamo gli organizzatori di Strangius per averci dato questa importante possibilità di parlare di un tema molto delicato. Sembra quasi fatta apposta, e probabilmente è anche fatta apposta, che questo incontro sia capitato oggi, 10 dicembre. Il 10 dicembre è la giornata internazionale dei diritti umani. Oggi avremo la fortuna, la possibilità di chiacchierare con questo giovane scrittore, Ibrahim Allò, che arriva dal Senegal, e con lui oggi ripercorreremo le tappe di un viaggio che non è sicuramente stato un viaggio in vacanza, non è stato un viaggio di piacere, ma per lui era un viaggio verso la terra promessa. E lui è partito dal Senegal, direzione Europa, è arrivato in Italia. Prima di darti la parola, Ibrahim, chiederei a Valentina un po' di raccontarci chi è Ibrahim Allò. Poi lo sentiremo da te. Buonasera a tutti. Allora, prima di tutto voglio dire una cosa. Allora, questa giornata per noi è molto particolare, anche perché questo libro che lui ha scritto è un libro veramente molto toccante, quindi per noi è un'esperienza presentare questo libro. È un'emozione anche conoscere chi l'ha scritto, perché veramente, se lo leggete, vi renderete conto che questo è una forma di insegnamento. Allora, Ibrahim è in Italia dal luglio 2017 e lui è venuto qui partendo dal Senegal, dove è nato in una grande città che si chiama Mbacké. Sopravvivendo ai lager libici, attraversando il deserto del Sahara e giungendo fino a noi con un gommone, quindi attraverso il Mediterraneo. Quindi qualcosa che ormai vediamo tutti i giorni ai telegiornali, e purtroppo non molti riescono a compiere la traversata del Mediterraneo arrivando qui vivi. E comunque capiamo che comunque non è una storia di fantasia, non è un romanzo, quindi è proprio la testimonianza reale di un ragazzo che aveva 16 anni quando è arrivato qui, che comunque racconta e condivide con noi quello che lui ha vissuto durante questo viaggio. Arriva in Italia, dove però non mancano le forme di razzismo, quindi si deve scontrare comunque anche con altro dopo aver vissuto tutto quello che ha vissuto. Arriva qua in Italia e si scontra con il razzismo. Ovviamente nel suo percorso c'è anche molta speranza, quindi c'è il razzista, ma c'è anche il non razzista, quindi lui comunque incontra delle persone che lo aiutano e che gli danno una nuova speranza e la possibilità di ricostruire una vita che qui per lui rinizia da zero. Ibrahim, prima di iniziare questo viaggio, io vorrei leggervi 2 righe, una cosa che ha a che fare con la giornata di oggi. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona. Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù né in servitù. Nessuno sarà sottoposto a tortura né a pene e a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica in ogni luogo, eccetera, eccetera. Questo è tratto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 10 dicembre 1948,
Fate un po' voi i conti, il calcolo di quanti anni sono passati da quella data. E io devo dire purtroppo che queste rimangono oggi solo parole. Come direbbe una nota attivista, Greta Thunberg, che è diventata famosa per una sua esternazione, bla 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 bla, giusto? Parole, Ibra. Perché i fatti dicono che sono circa 40.000 le persone morte nel Mediterraneo tra il 2000 e il 2020. Però questi dati sappiamo che non sono quelli reali, perché a questi 40.000 noi dobbiamo aggiungere anche tutte le persone che non sono riuscite ad attraversare il deserto, o le persone che senza documenti sono andate a sparire, chissà dove sono andate a finire. Queste noi le chiamiamo gli invisibili. Allora, Ibra, posso chiamarti Ibra, sì? È un bellissimo nome, Ibrahim, ma Ibra è molto più facile da dire. Poi ricorda un noto calciatore. Ti piace il calcio, Ibra? Segui il calcio? Il calcio italiano? Sì, sì, un po'. Ma Un po'. La squadra italiana che preferisci? non lo dico perché. Cagliari. Come sono in Sardegna. Ok. Allora, Ibra, abbiamo detto che sei nato in Senegal, in questa città Mbacké, Sì. giusto? Una grossa città. Quanti abitanti fa? Circa 70.000, giusto? Quindi quasi 7 volte Serramanna, Sì, quindi è bella grande. bello, sì. Tu vivevi con mamma e papà, Sì. avevi fratelli, sorelle? No, l'unico. Figlio unico, una famiglia povera, giusto? Tu felice, eravate sereni. Sì. Eravate sereni. Sino a quando, purtroppo, all'età di 10 anni, iniziano i tuoi guai. Tua mamma, purtroppo, a causa di un incidente d'auto, viene a mancare. Sì. Tu rimani solo con papà. Sì. Papà purtroppo non sta bene. Ha una malattia, non può lavorare. Qualche anno dopo, anche tuo padre non ce la fa. Tu vieni adottato da tua zia, Sì. ti accoglie come un figlio, però tua zia è povera anche lei, ci sono grosse difficoltà. All'età di 15 anni tu hai preso una decisione molto importante della tua vita, che è quella di lasciare la tua terra per cercare fortuna. Sì. Accompagnaci nel tuo viaggio, Ibra. Buonasera a tutti, grazie di esserci qui oggi a ascoltare la mia storia. Grazie anche a Peppe e tutti quelli organizzatori di queste giornate di oggi, e grazie anche a voi che siete qui oggi per raccontare la mia storia. Mi sono un po' emozionato rispetto al racconto che mi avete fatto, perché di solito lo racconto io, e oggi ho visto persone che hanno raccontato questo, e soffro quando vedo qualcuno che la racconta, invece quando la racconto io potrebbe essere... Sì. Non volevo che cominciamo questa serata così che... niente, io sono Ibrahim, sono senegalese, sono nato in Senegal, ma devo dire che sono cresciuto qui in Italia. Sono senegalese, ma anche sono l'italiano, perché sono nato in Senegal, ma sono cresciuto qui in Italia. La mia vita è tra due paesi, l'Italia e il Senegal, ma tra due famiglie, quello veneziano e quelle di Mbacké, che sono i miei genitori.
e non serve che racconto quelle che avete raccontato voi, ma dico che è vero che sono nato in una famiglia molto povera rispetto alla povertà che diciamo sempre ogni giorno. Se dico sono nato in una famiglia molto povera perché i miei genitori non avevano quel lavoro che abbiamo qui, non avevano uno stipendio mensile come quello stipendio che abbiamo noi. Posso dire che mia mamma e mio padre non hanno mai ricevuto nella loro vita uno stipendio mensile. Io per prima volta che sono andato al lavoro, che mi hanno dato un busto paga, che ho aperto questo busto paga, ho visto questi soldi che c'erano dentro, ho detto i miei genitori non hanno mai ricevuto una quantità di soldi così nella loro vita. E io ho vissuto con i miei genitori, come vi raccontavo prima, mia madre fino a 10 anni e mio padre fino a 15 anni. Studiavo, ero bravo a scuola. I miei genitori mi hanno sempre accompagnato, mi hanno sempre spinto di andare avanti a studiare, per seguire i miei sogni, per poter diventare qualcuno un giorno. Io quando ero in Senegal sognavo di diventare giornalista, perché mentre che guardavo alcune volte un giornalista che si chiama Pape Alé Niang, lui è molto famoso in Senegal. Lui è uno dei giornalisti che lottano per i diritti delle persone, ma sono quelli che cercano di dire la verità ogni giorno, non nascondono quelle che nascondono le altre. Sono quelli che parlano quando i nostri governi fanno finire. Sono quelli che lottano ogni giorno per dare queste notizie che gli altri nascondono. Io invece guardavo lì e dicevo che io quando diventerò grande, quando sarò grande, vorrei diventare come lui. Vorrei diventare un giornalista che lotta per gli altri, ma un giornalista che non nasconde le cose, dice sempre la verità. Un giornalista che dia voce a quelli che non hanno voce, ma lotta per i più deboli. E io volevo diventare come lui. Per quello studiavo molto, ero bravo a scuola, portavo belli voti. I miei genitori erano felici ogni volta che portavo questi voti. E sono nato in una famiglia povera. I miei genitori, il lavoro che facevano era un lavoro che guadagnavano giorno al giorno. Quelle che prendevano oggi sono quelli soldi che usavano per fare le spese per pranzo e cena. Se oggi non guadagnano niente, quel giorno non fanno pranzo o cena. C'erano i giorni che mattina presto mi alzavo per andare a scuola e mia mamma mi diceva vai a scuola quando torni, quando fai pausa, torni che io ti preparo colazione. E io andavo a scuola con pancia vuota e quando facevo pausa cercavo di correre perché la scuola mia era vicino a casa mia, quindi dicevo che corro che così quando arrivo a casa faccio colazione. Quando torno chiedo a mia mamma dove c'è qualcosa da mangiare, mi dice no, mi dispiace ma non ho ancora guadagnato niente. E così prendo un bicchiere di acqua e torno a scuola. C'era un giorno che sono tornato a casa verso l'1, orario di pranzo. Ho guardato dove mia mamma preparava pranzo. C'era una pentola sopra il fuoco
e io vedevo lei che si girava nella mia città e vedevo questo fuoco e lei metteva sempre legno per alzare questo fuoco. E io vedevo questa pentola e avevo fame, avevo curioso anche di sapere che cosa c'era dentro questa pentola. E a un certo punto ho detto devo andare a aprire questa pentola. E sono andato a aperto questa pentola per vedere che cosa c'era dentro, che cosa stava cucinando la mia mamma. C'era solo acqua. E questo giorno ho chiesto alla mia mamma perché c'è acqua. Mi ha detto che oggi non ho guadagnato i soldi per fare le spese. E come hai fame? Stai per tornando a scuola. Non volevo che quando torni a casa capisci che non c'è pranzo. Non volevo farti capire che oggi non ho guadagnato i soldi per fare le spese. Ho messo questa acqua sopra il fuoco per fare finta di cucinare. Che così mentre che tu arrivi a casa io posso fare un giretto nella città per fare per chiedere un prestito o vendere qualcosa. Mia madre faceva un lavoro molto pesante perché lei vendeva là è come risotto. Di solito è un piatto tipico senegalese che i giovani mangiano verso mezzogiorno, che così alcuni genitori si pranzano all'una e mezza e così i loro figli non prendono fame e che così possono anche tenere duro fino all'una e mezza. E mia mamma vendeva questo cibo e era un lavoro molto, molto duro, molto pesante perché lei si girava nella mia città con questa pentola e a piedi, lo metteva sopra la sua testa con una fazoletta e questa pentola faceva molto caldo e lei si girava e soprattutto quando pioveva che nella mia città non c'erano queste fognature dove passava l'acqua e lei si girava in mezzo di quest'acqua. Quando pioveva lei prendeva questa pioggia e andava a fare il suo lavoro in mezzo a questa pioggia. Quando stava male lei non ci mollava, diceva che io non posso andare in ospedale perché quando vado in ospedale mi tengono dentro e quei giorni che mi tengono dentro chi ti dà da mangiare? Lei si curava con questi medici naturali che sono i medici che non sono dati per queste malattie, ma lei invece di andare in ospedale sceglieva di curarsi con questa medicina e poi questa malattia non è che andava via e lei viveva con questa malattia, diceva che vivo finché questa malattia va via e viveva con un dolore molto forte perché si girava a destra che vedeva mio padre che non poteva lavorare, un lavoro che faceva non guadagnava soldi e con questa malattia che andava avanti si peggiorava perché essendo di essere povero non puoi avere soldi per curarci, per comprare i cibi che noi usiamo. Cioè, perché se uno sta male, ha questa malattia di diabete, ha bisogno di mangiare cibi che vanno bene con questa malattia, non riso, pesce e altri cibi che mangiamo noi. Invece mio padre mangiava quelli che mangiavamo noi, perché non ce la faceva a curarci, non ce la faceva a mangiare cibi che sono dati con questa malattia. E quando mi è mancato mio padre, che sono rimasto da solo in Senegal, ho provato ad andare avanti a studiare, ho provato a tenere duro pur di non mollare a scuola. Sono andato avanti per un po' di tempo dicendo che tengo duro, potrebbe essere che troverò queste strade che sto cercando.
le strade che cercavo erano quelle di diventare giornalista. Ma è queste strade di far essere felici i miei genitori, perché per far essere felice loro, per me è di diventare quelle che loro volevano che io un giorno diventassi. Ho tenuto duro, andavo a scuola. Quando andavo a scuola, i miei amici, i miei compagni di classe, a scuola nostra c'era una mensa dove mangiavamo e io non potevo pagare perché non avevo i soldi. Loro andavano a mangiare e quando, come eravamo amici, loro nascondevano metà di quelle che mangiavano e mi portavano quelle metà fuori e io lo mangiavo. Ma quelle che mi portavano non bastava a me, ma quelle che mangiavano loro anche non bastava a loro. E io in quel punto mi vergognavo, dicevo che ora non posso andare avanti a mangiare i cibi degli altri, ma non posso andare avanti anche perché non avevo i soldi per comprare i libri, per fare l'iscrizione, per comprare i quaderni. Per questo motivo ho deciso di mollare scuola, di rimanere a casa. Così ho mollato scuola, sono stato a casa quasi un anno. C'era mio amico Mohammed, che lui sua madre era amica di mia madre, sono cresciuti insieme. Lui mi voleva tanto bene, eravamo come fratelli. Lui mi vedeva un giorno che sono a casa, non potevo fare niente, ero molto piccolo, non potevo fare nessun lavoro perché non avevo esperienza di lavoro. Rischiavo di andare fuori, di vivere in strada o di fare altre cose brutte. Che di solito questi ragazzi che si sentono da soli, alla fine fanno questa vita. Un giorno lui mi ha guardato, mi ha detto: Ibra, adesso tu non hai un futuro, rischi di perdere i tuoi sogni, non puoi lavorare perché sei piccolo, non hai un'esperienza di lavoro. Io ti posso aiutare, con quei pochi che ho posso aiutarti a uscire per andare in Europa. Lui aveva capito che per venire in Europa è facilissimo, perché i suoi amici erano arrivati prima e hanno raccontato a lui che non hanno vissuto male in questa maledetta Libia, e lui mi ha detto: ora ti posso aiutare. E io ho detto a lui: io non sono mai uscito in Senegal per andare in altri paesi, come posso fare per andare in Europa? E quando vado di là chi mi prendi? Dov'è che devo andare? Con chi devo stare? Io non sapevo nuotare, la mia città in Bacchia non c'è il mare, io vedevo il mare solo quando andavamo a visitare Gore, questa casa di vergogna, questa casa che portavano i nostri bisnonni per portare loro in Europa e altri paesi del mondo, che nominavano loro schiavi. Questa casa che c'è un porta, questa porta di uscita, ma loro una volta che escono su questa porta non rientrano più, non rientrano mai. Vanno a fare lavori pesanti, vengono uccisi. Queste donne che vengono violentati perdono i loro diritti, per quello vengono nominati schiavi. Andavamo lì a studiare questa storia, che era una storia molto pesante per noi, perché ogni volta che ti raccontano, tu che sei giovane, che non hai vissuto tutto quello,
non puoi immaginare che un essere umano può trattare un essere umano così brutto e male. Noi quando andavamo lì vedevamo tutto quelli che sono rimasti lì, tipo quelli dove mettevano loro e come trattavano loro. È l'unico posto che mi faceva vedere il mare, perché quando andavamo lì dovevamo attraversare il mare perché è un'isola. E poi Parco An, dove c'erano questi animali famosi, belli, che non vedevo l'ora che fino all'anno i nostri insegnanti dicevano dobbiamo prepararci per andare a fare questa gita. Per quella ci sono i ragazzi che studiavano molto, perché lì sceglievano i ragazzi che erano più bravi. Sì, era un premio per noi. Io studiavo per quello, ma studiavo anche perché avevo i sogni. Per quello cercavo sempre di lottare per poter avere un bel voto, per poter fare questo viaggio. E ho chiesto lì per venire in Europa, per andare in Europa, quale strada devo prendere? Mi ha detto prendi l'autobus che ti porta fino a Niger, e quando arrivi in Niger prendi il pick-up che ti fa attraversare il deserto di Sahara, e quando arrivi in Libia prendi il gommone che dura 4 ore. Io ho detto questo viaggio sarà un viaggio bellissimo, sarà un viaggio divertente. Io mi diverto con questo viaggio perché non sono mai uscito in Senegal, non sono mai andato in un altro paese, quindi non ho mai fatto un viaggio lungo così. Per me era una cosa divertente, per questo motivo ho detto d'accordo. E ho detto lì dobbiamo cercare a dire qualcosa all'Asia, e lui mi ha detto in questo punto dobbiamo cercare di raccontare a lei una bugia. Ho detto quale bugia dobbiamo raccontare a lei? Mi ha detto di andare in una gita, dobbiamo dire a lei che dobbiamo andare in una gita, dobbiamo fare dobbiamo essere come turisti in una città vicino alla nostra. La tua zia sapeva che non sarebbe stato un viaggio facile, No, quindi non ti no. avrebbe mai permesso. No, lei sapeva che è lei che non voleva che io vado lontano, anche se io ero in rischio, cioè rischiavo la vita, ma lei non voleva che io esco per allontanarci, cioè, perché non è facile che tu lasci tuo figlio, tuo nipote, qualsiasi caro che hai, di affrontare un viaggio che tu non sai con chi devi trovare su questo, cioè dove che devi andare. E per questo motivo di solito alcuni quando partono nascondono questo, non lo dicono ai loro genitori, cercano di nascondere questo e poi partono. E io con mio amico Mohammed siamo andati e abbiamo detto lei queste cose, e lei ha detto andate, ma mi raccomando. Siamo andati a Kaolack che è una città che si trova in Senegal, e era il giorno 31 dicembre. Mio amico Mohammed ha comprato il biglietto e mi ha salutato con un abbraccio molto forte. Abbiamo pianto molto e mi ha detto tieni duro, vedrai che questo viaggio ti porterà nella felicità, ti aiuterà a seguire i tuoi sogni, non molli mai. E mi ha offerto anche in quel giorno un anello di argento. Mentre che l'autobus stava per partendo, ho visto, perché era mezzanotte del 31 dicembre, ho visto che dentro questa città i giovani stavano festeggiando questa notte che dovevo essere con i miei amici a festeggiare insieme con loro. Era la notte che dovevo uscire a casa mia, lasciare il mio paese, la mia terra, mia cultura, tutta quella bellezza che
c'era dentro questa terra per affrontare un viaggio che non sapevo che cosa potevo trovare. Era un viaggio buio per me e poi ero piccolo anche perché avevo 16 anni. Così sono partito. Siamo partiti, primo confine che abbiamo trovato tra Senegal e Mali. Mi hanno detto che avevo una carta di identità scolastico, perché non avevo carta di identità senegalese, ma avevo carta di identità che usiamo quando sei a scuola, è una tesserina. Mi hanno chiesto i tuoi documenti, ho mostrato loro questa carta di identità. Mi hanno detto non sei cittadino di questo paese, devi pagare i soldi per attraversare. E io in quel punto ho sentito subito che c'è la diversità tra uno e l'altro. C'è uno cittadino e un altro cittadino. Esistono i confini. Lì ho cominciato a sentire che io sono diverso con le altre. Quindi non faccio parte di quel paese, per quello devo pagare. Abbiamo seguito questo viaggio fino a Gao. Quando siamo arrivati a Gao, io i miei soldi che il mio amico Mohammed mi aveva dato per comprare cibo, per mangiare, per fare tutto quello che mi capitava durante questo viaggio, erano finiti. Non avevo più soldi. Avevo solo il biglietto che avevamo pagato, che dovevo usare fino a Agadez. In quel punto, questi soldi che non avevo, ho trovato un posto controllo che loro hanno detto che questo posto è bruttissimo. Dovete pagare, ragazzi. Se non avete i soldi, loro vi riportano indietro o vi fanno soffrire. Io non avevo i soldi. Sono andato a chiedere all'autista, mi puoi aiutare? E lui mi ha detto che ti posso aiutare, ma non posso darti i soldi. Puoi fare finta di lavorare con me. Così mi ha dato una giacca, è sporchissimo, e una cacciavite e anche un straccio. Mi ha detto quando arriviamo lì, fai finta di pulire questo autobus. Fai finta anche di sistemare. Fai finta di essere un meccanico. Siamo arrivati, io mi sono messo a sistemare, a pulire. Sono arrivati questi militari, mi hanno parlato in un'altra lingua, che è lingua che è bambara. Io non sapevo rispondere, perché non so questa lingua. E mi hanno picchiato e mi hanno detto che sei furbo, non fai parte di quel paese, non sei cittadino di questo paese, non ne stai lavorando con lì. E mi hanno portato dentro il loro ufficio e hanno cominciato a chiedermi i soldi. Per fortuna l'autista è venuto e ha pagato i soldi. Così sono riuscito a seguire questo viaggio fino a Agadez. Non vorrei che andare avanti, non so quante domande avete perché ho paura che avete preparato delle domande che... Quando siamo arrivati a Agadez abbiamo trovato quelli che hanno detto che se pagate i soldi noi vi facciamo attraversare il deserto di Sahara. Dovete comprare gari couscous, latte di polvere e l'acqua. E quando loro hanno detto questo, hanno detto anche che dovete comprare una giacca, un bidone di acqua di 25 litri, maschera per proteggere la faccia e una ciotola dove potete mettere il cibo, perché l'acqua, latte, polvere, gari couscous. Così siamo partiti per seguire questo viaggio. Il deserto di Sahara di notte faceva caldissimo, di giorno faceva caldissimo e di notte faceva freddo. Noi non avevamo dove potevamo
proteggerci, non c'era scaldamento, non c'era un muro dove potevamo neanche stare per almeno proteggerci con quel freddo. Dormivamo sopra la sabbia. Questo viaggio lungo, duro. Non potevamo fare doccia. Anche quando facevamo i nostri bisogni personali non avevamo acqua che potevamo usare, perché questi 25 litri non bastavano. Non c'era cucina dove potevamo cucinare. Quando faceva caldo non c'era un ventilatore o un'aria condizionata. Quando faceva freddo non c'era riscaldamento. Devi soffrire e tenere duro. Abbiamo fatto 9 giorni in mezzo a questo deserto. In un certo punto non avevamo più acqua per bere. La nostra acqua era finita, non avevamo più acqua. E in questo momento gli autisti hanno detto che aspettate che noi cerchiamo di andare in un paese vicino dove eravamo, che così possono almeno portare l'acqua e benzina. Noi abbiamo aspettato quasi una giornata intera. Loro non sono tornati. Avevamo paura, ma avevamo tanta sete. Io in questo punto avevo tanto sete che non ce la faceva anche respirare. Era secco. Avevo fame, ma non potevo mangiare. Vedevo cibo, gari couscous e queste latte di polvere, ma non potevo mangiare, perché per mangiare questo bisogna avere acqua. Io ho detto che, come sono credente, e so che muoio, e so che non andrò mai avanti, e so che non potrò più tornare a casa mia. Ora faccio la preghiera e mi metto qua, aspetto ora che posso morire, perché so che oggi sarà il mio ultimo giorno. E mi sono messo in una parte e ho fatto la preghiera. Quelli che sono più grandi hanno detto che cerchiamo di bruciare questi bidoni e potrebbe essere che qualcuno può passare a darci un mano. Abbiamo provato questo. In certo punto anche hanno detto non fate pipì fuori. Prima che fate fuori, fateli dentro questi bidoni che avete. Così prima che moriamo lo possiamo bere per sopravvivere. Abbiamo provato anche questo, che per fortuna sono arrivati questi autisti e siamo riusciti a seguire questo viaggio. Dopo 9 giorni. Dopo 9 giorni che noi giravamo i nostri occhi e chiedevamo dove è la Libia? Dove è la Libia? Quando possiamo arrivare in Libia? Dov'è questa terra che noi sogniamo di andare? Perché non potevamo mai tornare indietro, perché il deserto di Sahara non è come questa terra che viviamo noi. Non puoi camminare per andare oltre. Prima ho sentito che questi morti, devo dire che quelli che in Italia, in Europa, sentiamo ogni giorno, questi centinaia che dicono sempre questa tragedia al largo di Lampedusa, 100 persone morti, sono pochi. Sono pochi perché? Perché quelli che muoiono nel deserto di Sahara sono più quelli che muoiono sul mare Mediterraneo, ma purtroppo sono morti e poi sono invisibili. Non hanno voce per parlare, gridano prima di morire. Urlano prima di morire, piangono prima di morire e soffrono molto prima di morire, ma muoiono in silenzioso. E nessuno sente questo grido, nessuno sente questo urlo, ma nessuno sente anche questo dolore che hanno loro.
solo loro che le sentono. Questi cimetieri che non hanno i nomi, non hanno i cognomi. Prima ho sentito su questa canzone, questi fogli che cadono, ma c'è gente che muoiono lì. Che non ce la fanno neanche a avere come quella canzone che ho sentito, mi seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Ma loro non possono avere quello, di essere seppellito. Muoiono lì e basta, perché questi autisti mafiosi, ogni tanto che arrivano lì, muoiono queste persone lì e ritornano indietro. Questi banditi, ogni tanto che beccano queste persone, prendono la macchina, la benzina e muoiono queste persone lì e vanno via. Quando sei dove eravamo noi in questo punto, non puoi camminare per tornare, non puoi camminare per andare avanti. Cammini fino a che muori, perché lì non hai la forza di arrivare oltre, non hai l'acqua che ti basta per sopravvivere, non hai il cibo che ti basta anche per sopravvivere. Quindi tantissimi muoiono lì e nessuno si parla. È uno dei motivi che mi ha spinto per scrivere questo libro. Quando abbiamo visto la Libia era bello per noi. Per noi era il paradiso. Dicevamo che quando arriviamo lì possiamo mangiare, possiamo bere, possiamo camminare, possiamo fare tutto quello che mancava, tutto quello che abbiamo vissuto durante questo viaggio. E siamo arrivati lì. Il primo giorno siamo entrati in una casa a Gadrun, tutti dentro, chiusi. Lì cominciavano a picchiare tutti. Abbiamo sofferto molto lì. E poi dopo siamo stati portati in un'altra carcere, dove eravamo come pane dentro un forno. Mettono tutti schiacciati. Ti picchiano e tu non sai per quale motivo loro ti picchiano. A un certo punto sono venuti a dire che voi siete stati venduti, per uscire in queste prigioni dovete pagare. Per prima volta che ho sentito che siete stati venduti. Quindi ho detto che questa storia che quando andavo con i miei compagni di classe dentro questa isola, che è un'isola di vergogna, e queste storie che devo vivere anche io, quelle che hanno vissuto i miei bisnonni, quelle che è passato da tanto tempo, che tantissimi hanno parlato, hanno scritto dei libri, hanno lottato. Ora le devo vivere anche io. Mi hanno chiuso lì, io con i miei compagni di questo viaggio. Hanno cominciato a picchiare tutti. Dove mangiavamo una pezza di pane e un bicchiere di acqua. Dove venivano ore e ore a picchiare le persone. Chiedevano i soldi, one frus, in lingua libico. E noi non sapevamo perché loro chiedevano i soldi. Chiedevano i soldi perché eravamo schiavi. Chiedevano i soldi perché eravamo neri. Ma chiedevano i soldi perché avevamo perso i nostri diritti. Per quello motivo, quando hai detto i diritti, è vero. Questa giornata di oggi, prima di arrivare qui, di arrivare qui in questa stanza, ho fatto un diretto su Facebook. Perché mi fa male quando sento i diritti delle persone. Non è vero. È una giornata di vergogna. È una giornata che dobbiamo vergognarci a dire i diritti delle persone, perché non ci sono. Adesso non ci sono questi diritti, o quelli diritti esistono per alcuni cittadini, perché purtroppo viviamo così, cittadino A o cittadino B.
perché in questo momento che sto parlando con voi, che dicono i diritti, ora se vado a guardare i telegiornali o vado a leggere i giornali, dicono oggi è giornata mondiale per i diritti dell'essere umano, delle persone. Ma ora che parliamo dei diritti, c'è gente che stanno morendo in Libia. Ci sono persone che stanno soffrendo in Libia, in questi maledetti lager. Ci sono persone che stanno soffrendo e stanno morendo nel deserto di Sahara. Ci sono persone che stanno morendo adesso, che stanno soffrendo. Ci sono i bambini che stanno morendo sopra i mani dei loro genitori a causa di questo freddo. Ma non è solo a causa di questo freddo, a causa di questi confini. Perché tra la Polonia e Bielorussia adesso sappiamo benissimo, ogni giorno parlano sui telegiornali che cosa sta accadendo lì. Ma non è solo di là. Pochi mesi fa, quanto hanno parlato, qualsiasi televisione che guardi, qualsiasi telegiornale che guardi, qualsiasi giornale che leggi, prima pagina trovi i talebani sono entrati in Afghanistan. Abbiamo preso i nostri militari, abbiamo preso i nostri cittadini, non abbiamo più interessi. Facciamo finta di salvare questo popolo. Hanno cominciato a dire apriamo corridoi umanitari, salviamo queste donne, questi uomini. Ma ora quelli che soffrono tra Bielorussia e Polonia, quelli che soffrono dentro questa rotta balcanica che è molto vicino a noi, è proprio in Europa. Chi sono questi? Sono quelli che hanno sofferto, sono fuggiti dentro i loro paesi, in Afghanistan e altri paesi, che non hanno i diritti di stare, hanno perso i loro diritti, per quello motivo scappano. Queste donne che rischiano di morire perché hanno perso i loro diritti, non possono lavorare, non possono festeggiare, non possono studiare, non possono parlare perché non hanno diritti di parlare. Se uno perde questi diritti, non può vivere. E quei diritti che abbiamo noi per poter vivere, se li perdiamo, abbiamo perso tutto. Diciamo perché c'è ancora molto a livello umano su cui lavorare. Sì. Noi non conosciamo certe situazioni, però spesso ci sentiamo in diritto di giudicarle. Sì. Questo è un argomento che meriterebbe molto spazio. Torniamo al tuo viaggio. Arriviamo all'ultima tappa, la traversata del Mediterraneo per giungere poi in Italia. Sì, allora, quando ho parlato con i diritti, perché lì avevo perso i miei diritti. Lì avevamo perso i nostri diritti, perché abbiamo sofferto molto in questa carcere, dove mangiavamo una pezza di pane e un bicchiere di acqua, giorno al giorno. Siamo rimasti chiusi lì 1 mese e 20 giorni, che non potevamo uscire, non potevamo andare da nessuna parte. Un giorno sono arrivati i libici, hanno detto che siete stati venduti e per uscire in questa carcere dovete pagare i soldi. Insieme con una senegalese che collaborava con questi libici. E noi abbiamo chiesto lì per pagare come possiamo fare. Ha detto che se avete un numero di qualcuno che avete in Senegal o in Mali o da qualsiasi parte dove i nostri compagni di viaggi venivano, datemi questi numeri e io chiamo loro, che così loro mi possono mandare i soldi e io vi faccio uscire, perché siete stati venduti, dovete pagare. Così c'erano 3, 2 nigeriani e un gambiano. Loro non avevano nessun caro che poteva pagare per loro, per uscire in questa carcere. Avevano paura subito,
perché sapevano che cosa aspettava loro se non pagassimo questi soldi. Hanno cominciato a parlare tra di loro, che dicevano che come possiamo fare per uscire. Parlavano inglese perché loro parlano inglese, perché anche se hanno altri dialetti, ma c'è l'inglese come altri paesi, che c'è francese o c'è altre lingue, perché rispetto al colonialismo l'Africa vive così. E loro hanno cominciato a pensare che cosa possono fare per uscire, come possono fare per scappare dentro questa carcere. E i libici che erano fuori hanno sentito questa dialogo che facevano loro. Così sono entrati dentro, hanno preso tutti e tre, hanno messo tutti e tre davanti come noi con voi. Hanno cominciato a picchiare loro. Hanno picchiato loro che a un certo punto hanno usato i loro Krasnikov, le loro armi, che hanno sparato tutti e tre, che sono morti davanti ai nostri occhi. Io avevo 16 anni, non avevo mai visto una cosa del genere così. Non avevo mai anche pensato di vedere una cosa del genere. Ho cominciato ad avere tanta paura, piangevo, mi tremavano le mie mani. E io dico che hanno ucciso loro oggi, domani mi uccidono. In quel punto sono tornati loro. Hanno cominciato a picchiare tutti noi. Chiudevano i loro occhi quando picchiavano. Non guardavano dove picchiavano. Erano molto nervosi. Quando sono arrivati da me, io ho provato a alzare la mia mano per proteggermi, perché mi potevano spaccare la testa e io cercavo di proteggermi, che così non mi fanno male sulla mia testa. Almeno mi spaccano il mio braccio invece di spaccarmi la testa. In quel punto ho alzato la mia mano, che mi hanno fatto, forse non ci riesco perché c'è la giacca, ma comunque da qua c'è un cicatrice che mi hanno fatto lì, che era molto doloroso, perché mi usciva sangue, era un dolore e non potevo andare in ospedale. Avevo 2 dolori, uno perché avevo perso i compagni di viaggio che erano insieme con me, che abbiamo fatto tutto questo percorso insieme, e l'altro è che avevo questo dolore che non potevo andare in ospedale. C'era un amico che mi ha dato un fazzoletto, mi ha detto mettilo e tieni duro, vedrai che passerà. Per fortuna siamo riusciti a uscire in questa prigione. Abbiamo visto sole per 2 giorni dopo e poi siamo andati in un'altra casa dove pensavamo di stare bene, dove pensavamo di andare, che così possiamo salire sul gommone. Invece lì siamo stati ancora chiusi, che abbiamo sofferto ancora molto lì. Lì stavo male perché gari couscous, latte di polvere che mangiavo durante questo viaggio del deserto. E siamo arrivati in Libia, sono stato dentro questa prigione, che mangiavo pane, un pezzo di pane, un bicchiere di acqua. Non avevo fatto doccia, non lo potevo fare. L'acqua che bevevo non era acqua potabile, non potevo avere salute. Per quello vomitavo e mi faceva male la mia pancia, mi girava la testa, non potevo camminare. Quando camminavo da solo cadevo. Quando dovevo andare in bagno, c'erano 2 che mi portavano, una mano sinistra e l'altra mano destra. Si rischiavo di andare da solo, cadevo. Così un giorno i miei compagni di questo viaggio dove ero mi hanno detto: Ibra, in questo punto non puoi stare qui, perché di là ti tengono dentro ma non ti fanno partire. Non ti lasciano uscire, perché se esci puoi chiamare le altri che stanno arrivando
e così puoi rovinare il lavoro di loro. Quindi ti chiudono dentro e ti lasciano lì. Perché c'era un piccolo negozio dove compravamo se hai soldi. Se non hai soldi devi fare quello che noi chiamiamo checkpoint. Checkpoint significa devi stare lì davanti a questo negozio. Quando uno compra qualcosa, ti dà mezzo panino o ti dà un dinar, che è un dinar, che puoi comprare qualcosa che puoi mangiare. C'era quelli che hanno umiltà, che sono molto orgogliosi, non ce la fanno stare davanti a questi negozi. Preferiscono di non mangiare invece di andare a chiedere agli altri. Quelli altri mi hanno detto: devi uscire in questa carcere, devi uscire per andare in un posto dove possono farti partire, perché tu non puoi stare così, perché rischi di morire. Quel giorno che io ho parlato con Pap, che è un ragazzo che adesso è a Bergamo, che 4 giorni fa ci siamo visti, dopo questi anni, ma dopo tutto quello che abbiamo vissuto. Quando ci siamo visti, lui mi ha guardato e mi ha detto: ricordi questo giorno che siamo scappati insieme? Ho detto sì, mi ricordo bene. Che lui in questo giorno mi ha aiutato a uscire, perché non potevo farcela da solo. Abbiamo pagato quello che era davanti, c'era una guardia, ha detto che vi lascio uscire, ma se vi beccano non dite niente, fate finta che siete usciti da soli, non dite che vi ho fatto uscire. Abbiamo detto di sì e mi ha fatto uscire. Io con Pap siamo andati da un'altra casa. Quando sono arrivato lì mi hanno dato, prima cosa che mi hanno dato è una medicina e cibo, era riso comunque. E dopo tutti questi mesi è stato il primo giorno che ho sentito quello gusto di casa mia, perché almeno, anche se è riso bianco, sento questo gusto, perché da noi mangiamo tanto riso. E il giorno dopo, mattina presto, ho sentito gente che sparavano fuori, che dicevano Wan Ibrahim. Wan Ibrahim significa dove Ibrahim. Mi hanno preso, mi hanno riportato dove ero e mi hanno richiuso dentro una camera dove non c'è niente. Mi hanno tolto i miei vestiti che ero nudo, mi hanno picchiato molto. Mi hanno detto che se fai qualcosa rischi di morire. Io mi sono messo in un posto che faceva freddo. C'erano questi animali che si chiamano cranco, che non potevo urlare, perché quando urlo mi uccidono. L'unica cosa che potevo fare è piangere e basta. Avevo 16 anni. Per fortuna che il giorno dopo uno che ha parlato con questi libici ha detto che questo ragazzo sta male. Fagli uscire in quella carcere, lasciali andare. Se li tieni dentro rischia di morire. E lui mi ha liberato, mi ha detto vai via da qua, che se i miei compagni ti prendono rischi di morire. Sono partito di là e sono andato dove ero prima. E quando sono arrivato di là ho raccontato quelli che mi hanno detto e loro mi hanno isolato, mi hanno portato a Zabrata. Scusami, Ibra, siccome è tardi. Sì. Arriviamo al viaggio per arrivare in Italia. Sì. E quando sono arrivato a Zabrata, lì era il punto dove dovevo partire per venire in Europa. È vicino al mare, vicino alle spiagge. Un giorno i libici hanno detto tabur. Tabur significa mettete in fila uno dietro l'altro. Che in questo periodo che noi non vedevamo l'ora di salire su una barca per attraversare il mare.
Che stagione era più o meno dell'anno? Estate, Era inverno? giugno, Giugno. sì, perché io sono arrivato in Italia il 9 giugno. Hanno preparato il gommone, quelli che più grandi, l'hanno messo sopra l'acqua e hanno detto togliete i vostri pantaloni jeans, perché i vostri pantaloni jeans ci sono i bottoni, che questi bottoni possono fare i buchi e possono rovinare il gommone. Io ho guardato il gommone che era leggero, l'hanno alzato e l'hanno messo sopra l'acqua. E io ho detto come posso fidarmi di salire su quel gommone che eravamo 120 persone. E io ho detto devo tornare indietro. E c'era uno dei miei compagni che era dietro, che lui stava lottando per andare avanti, perché di là eravamo più di 120, ma non tutti i 120 possono salire su questo gommone. Quindi non tutti quelli che erano di là, solo i 120 che possono salire. E ognuno di noi lottava per salire. E io volevo tornare indietro. E lui mi ha guardato, ero piccolo, mi ha detto, mi ha tenuto duro, mi ha detto rimani in questa fila. Oggi hai due scelte, ma non puoi tornare indietro. Hai lottato tanto per arrivare in questo punto. L'unica cosa che puoi fare è salire su questo gommone o di trovare questi ONG che ti salvano o questi marini militari che ti salvano o di morire in mare. Ma meglio che muori in mare che tornare indietro, perché se muori in mare muori una volta, ma se torni indietro muori 2 volte, perché ti fanno soffrire di brutto. E io in questo punto ho seguito questo consiglio che mi ha detto lui, perché mi sono ricordato subito tutto quello che ho vissuto. Ho detto salgo su questo gommone e sono salito. Il primo giorno è andata male, siamo tornati indietro. Il giorno dopo siamo saliti e abbiamo seguito questo viaggio. Dopo 7 mesi che sono 3 settimane che abbiamo visto il sole, altri mesi siamo rimasti chiusi dentro questi carceri, dentro questi campi, di soffrire, che ti picchiano, che perdi i tuoi diritti, perdi la libertà, perché non puoi camminare per andare oltre. Mangi male, dormi sopra la sabbia, non fai doccia, l'acqua che bevi non è acqua potabile. Questo giorno siamo partiti, abbiamo seguito il viaggio fino a un certo punto. Il nostro gommone cominciava a fare i buchi, l'acqua cominciava a salire e noi non avevamo nessun strumento che potevamo usare per buttare fuori l'acqua. L'unico strumento che avevamo era i nostri vestiti. Abbiamo tolto i nostri vestiti e mettevamo i nostri vestiti dentro questo gommone per buttare fuori l'acqua. In questo punto anche noi avevamo paura di tornare indietro. Mi ricordo che giravo i miei occhi, che vedevo solo l'acqua, ma non avevo fiducia tra me e Libia, tra il punto dove eravamo. A un certo punto hai avuto paura di non riuscire a completare il viaggio? Sì, avevo paura di non riuscire a completare, di non arrivare in Europa, ma anche di essere ripresi ancora a questi banditi. Invece fortunatamente siete stati raggiunti da un'ONG, giusto? Sì, fortunatamente siamo stati raggiunti, siamo stati salvati da un'ONG. Ma Cosa è successo al momento quando avete visto la nave arrivare per soccorrervi? Allora, alcuni di voi si sono buttati in mare, giusto? Allora noi quando abbiamo visto questi ONG perché prima abbiamo detto, quelli più grandi hanno detto torniamo indietro, perché non ce la facevamo più. Metà del gommone stava andando perché il gommone si riempiva di acqua e dicevano di tornare indietro, ma quelli più grandi hanno detto andiamo avanti finché moriamo, finché troviamo questi ONG.
tornare indietro non va bene. Meglio che moriamo in mare invece di tornare indietro. Perché tornare indietro significa soffrire 2 volte, perché loro quando ti prendono in mare ti fanno soffrire. Abbiamo visto alcuni video che ci sono caduti, che c'è gente che siedono, che loro legano queste persone e bruciano questi fili sopra le loro corpo, chiedendo loro i soldi, chiamando i loro cari in Africa e bruciano questo sopra la loro pelle, che così piangono, urlano, che così i loro genitori mandano i soldi. Lo fanno continuamente, che i loro genitori mandano e alla fine anche possono vendere la loro casa e alla fine non avranno più soldi per mandare. E purtroppo è così. Noi avevamo paura, io avevo questa paura, per quel motivo non volevamo tornare indietro. Siamo stati salvati su una ONG. Finalmente siete arrivati. Scusa Ibra se ti chiedo di stringere perché è tardi. Sì. Siamo arrivati in Italia. Sì. Qui inizia la tua nuova vita. Sì, ma che non è tutta rose e fiori, hai avuto situazioni difficili anche qui in Italia. Sì. Molto breve. Sì, ma su questo devo rubarti un minuto per raccontare anche una storia. Dopo che mi hanno salvato, hanno salvato un gommone che c'erano 120 persone, ma su queste 120 persone solo 4 persone erano sopravvissuti, altri sono rimasti in mare. Sono entrati 4, piangevano molto. A un certo punto ho visto questi sacchi neri che portavano dentro e io sono andato, come io sogno di diventare giornalista, ho questa curiosità, sono andato a chiedere uno che stava piangendo molto. Ho detto in francese, perché tu pleures? Mi ha detto, j'ai perdu ma femme et ma fille dans l'eau. Ho detto, perché stai piangendo? Mi ha detto, ho perso mia moglie e mia figlia dentro al mare. Mi ha detto che giravo i miei occhi, sinistra vedevo mia figlia e destra mia moglie. Io non so nuotare, non sono riuscito a salvare questi 2. La mia figlia è morta davanti ai miei occhi, mia moglie anche. E questo dolore non finirà mai. Lui lo vivrà per sempre, sarà dentro il suo cuore per sempre. Per quello quando vado nella scuola a parlare con i ragazzi giovani dico che noi non dobbiamo giudicare nessuno, perché ciascuno di noi ha una storia che potrebbe essere questa storia che ti porta a fare certe cose, ma ogni volta che vediamo uno che comporta in una maniera strana dobbiamo andare a toccare in profondo perché lui è così, perché questa persona che ha vissuto questo perdendo sua figlia e sua moglie dentro l'acqua, che vedeva loro che si annegavano e non ha potuto salvare questi 2, è partita insieme con loro. Aveva questo amore di un genitore con suo figlio, un marito e moglie. Ha perso tutti e 2 venendo in Italia da solo, è partita insieme con loro. È un dolore che non finirà mai, che ci sono purtroppo migliaia che lo vivono. Io purtroppo sono arrivato in Italia. Sono arrivato in Italia che mi hanno portato al Pago e Belluno non c'era questo centro accoglienza per i minorenni e subito mi hanno fatto venire a Venezia. A Venezia ho vissuto in un centro accoglienza minorenni perché i minori senza accompagnati hanno diritto di stare in questi centri accoglienza. Sono stato lì quando ho compiuto 18 anni, sono uscito mentre che facevo le medie perché dovevo finire la terza media. Sono uscito col mio zaino che non avevo dove che dovevo andare e non sapevo dove che dovevo andare, con pochi che conoscevo, ma avevo voglia di trovare una casa, avevo voglia di trovare un letto, ero preoccupato di andare a dormire fuori. Avevo in questo momento un lavoro,
un lavoro che mi pagavano 300 euro al mese. Facevo 10-11 ore al giorno, che mi pagavano 300 euro al mese. In questo punto anche studiavo. Dove lavoravo era lontano dalle stazioni di Venezia. Quando andavo al lavoro mi facevano lavorare fino a mezzanotte 5, mezzanotte 10. E ora che prendo il treno è mezzanotte 15. Corro per prendere il treno, ma purtroppo lo perdo. Mi è capitato tante volte all'inverno che ho dormito in stazione con questo freddo. Il giorno dopo mi alzo e vado a scuola. C'è i miei compagni di classe che mi dice: Ibra, oggi hai puzza di pesce. E io dico: avete ragione, perché ho dormito in stazione ieri. Non ho potuto tornare a casa a fare doccia. Ogni tanto facevo seguito, che andavo avanti a dormire in stazione e i giorni dopo andavo al lavoro. Mi pagavano 300 euro al mese, pagavo 180 euro biglietto, affitto dove ero, in una stanza, e poi 45 euro per il biglietto del treno e poi 10 euro per internet. Quasi non mi rimastava niente. Quello che mi rimaneva, compravo i biscotti e le mettevo dentro il mio zaino. Un giorno comunque andavo a scuola con questo zaino, che dentro c'erano i biscotti. I miei compagni di classe, quando vedevano i biscotti, dicevano che: ragazzi, quando vi venite fame apriamo zaino di Ibra, perché c'è sempre i biscotti dentro. E loro lo mangiavano insieme con me. Che tornavano a casa, trovavano i loro genitori che si mettevano a tavolo o pizza o spaghetti carbonara o lasagna. Io invece avevo questi biscotti e vivevo con questi biscotti. Un giorno ero dentro un autobus, come in Senegal. Mi hanno sempre insegnato questo, che quando siedi in un autobus, da qualsiasi parte, quando vedi un anziano, tu devi alzarsi subito e devi dare il tuo posto a questo anziano. Mi hanno sempre insegnato che non devi alzare mia voce mentre che un anziano parla, un anziano. Mi hanno sempre insegnato che non devo sedermi sopra il letto di un anziano o di un anziano, perché noi abbiamo questo dentro la nostra cultura. Quindi io mi ero seduto dentro l'autobus, questo anziano è entrato, ho visto l'autobus era pieno e io ho detto che quello che mi hanno insegnato è: quando vedo un anziano le devo dare il mio posto. Mi sono alzato, ho offerto lui il mio posto e siamo arrivati a Venezia. Lui è andato via, sono andato via. Poco dopo, come io mangiavo solo i biscotti, ho detto: oggi vorrei fare festa. Dopo tanto tempo che mangiavo solo i biscotti, oggi vorrei mangiare una brioche con la crema e un cappuccino, almeno faccio festa dopo mesi che mangiavo solo i biscotti. Sono entrato in questo panificio. Ibra, in chiusura, perché è tardissimo, ci stanno chiedendo di chiudere, la storia potrebbe andare avanti ancora molto e meriterebbe di essere ascoltata, però giustamente chiudiamo così. Sì, comunque grazie. Ricordiamo che il libro di Ibrahim Mallo è Pane e Acqua, lo trovate in tutte le librerie, presumo, quindi leggetelo perché merita. Volevamo chiudere con una poesia che abbiamo trovato sul web che richiama proprio pienamente quello di cui abbiamo discusso. Quindi se mi lasciate ancora 5 minuti, viaggiate, che se no poi diventate razzisti e finite per credere che la vostra pelle è l'unica ad avere ragione, che la vostra lingua è la più romantica e che siete stati i primi ad essere i primi. Viaggiate, che se non viaggiate poi non vi si fortificano i pensieri, non vi riempite di idee, vi nascono sogni con le gambe fragili e poi finite per credere alle televisioni,
a quelli che dicono che bisogna migrare e a quelli che inventano nemici. Viaggiate, che se non viaggiate finite per credere ai vostri governanti che vi impoveriscono mentre loro vi inventano sogni di un'Europa che non esiste. Un'Europa fatta di monete, non di persone. Un'Europa che ha bisogno di loro e non ha bisogno di voi. Un'Europa con idee che calzano a pennello con i vostri incubi, per farvi vivere nel terrore di un mondo fatto di persone che scappano o che migrano. Per farvi vivere con l'idea di un mondo fatto di persone che dovrebbero vivere come fossero uccelli, un mondo fatto di migranti e non di persone, senza più saluti, né grazie, né prego, né si figuri. Viaggiate, che viaggiare insegna a dare il buongiorno a tutti, a prescindere da quale sole proveniamo. Viaggiate, che viaggiare insegna a dare la buonanotte a tutti, a prescindere dalle tenebre che ci portiamo dentro. Viaggiate, che viaggiare insegna a resistere, a non dipendere, ad accettare gli altri non solo per quello che sono, ma anche per quello che non potranno mai essere. A conoscere di cosa siamo capaci, a sentirsi parte di una famiglia, oltre frontiere, oltre confini, oltre tradizioni e cultura. Viaggiare insegna ad essere oltre. Viaggiate, che se no poi finite per credere che siete fatti solo per un panorama e invece dentro voi esistono paesaggi meravigliosi ancora da visitare. Allora, noi ti dobbiamo consegnare una scatola, l'abbiamo chiamata scatola dei pensieri perché abbiamo chiesto alla prima B dell'Istituto Comprensivo di Serramanna, tramite il professore Mauro Pittau, che ringrazio per la sua collaborazione, di scrivere dei pensieri sui migranti da donare a te, per ricordarti questa giornata. Simone te la consegna. Grazie. Grazie mille. Grazie, legiteli e ricordati di questa giornata. Noi veramente ti diciamo grazie perché per noi, oltre all'emozione di averti qui, è stata anche un'emozione sentirti parlare, perché penso che tu sia una persona con un cuore enorme e ti auguro davvero di realizzare il tuo sogno di diventare giornalista e di dare voce a chi non è riuscito a parlare o chi cerca di parlare ma non arriva da nessuna parte. Grazie. Tu puoi fare la differenza. Grazie Ibra. Grazie. Allora, siamo proprio in chiusura. Ringrazio Cristian e Valentina per essersi resi disponibili per presentare questa preziosissima testimonianza, la testimonianza di Ibrahim Allah, che ringrazio di cuore. Ritengo che, ricollegandomi al discorso che faceva Johnny Doty nella precedente presentazione, il concetto di realtà, la realtà delle parole, dei contenuti, dei concetti, che ha la stessa realtà, la stessa concretezza di tutto ciò che è materiale. Oggi la testimonianza di Ibrahim ha avuto una concretezza paragonabile a quella di un macigno e ci ha regalato veramente una nuova consapevolezza, quindi abbiamo aggiunto con la sua storia, il suo intervento, un pizzico di consapevolezza in più a tutti noi e ti ringraziamo veramente di cuore. Grazie. Per questo desideriamo consegnarti un premio letterario dedicato al nostro illustre concittadino Vico Mossa. Anche lui ha scritto una autobiografia. Abbiamo scritto delle motivazioni per cui ti diamo questo premio, vado a leggerle. Grazie. Ibrahim, con la sua testimonianza, racconta di chi ha rischiato di morire ripetutamente nella speranza di approdare a una terra promessa, l'Europa, e che nonostante la meta venga raggiunta, deve fare i conti con il razzismo di una società ipocrita e xenofoba, con i lavori in nero e sottopagati, e una nuova vita da costruire e partire dal niente. Ma Ibrahim Allah fa anche una narrazione felice di una solidarietà che resiste all'oscurantismo, di persone ancora umane in grado di aiutare chi ha un'esperienza da migrante alle spalle. Per la tua testimonianza in pane e acqua che si rifà al cibo, tema di questa edizione di Strangius, resoconto personale di chi nutre ancora il sogno di un'integrazione possibile, di chi partecipa alla speranza di un mondo realizzabile, raccontando storie di sopravvivenza e rinascita, la Commissione premia con il premio Vico Mossa Ibrahim Allah. Prego.
premio è questo. Il premio è un'opera d'arte Ibrahima realizzata da bravissimi artisti serramanesi che sono qui presenti, Lucio Fanti e Silvia Concas. Lucio e Silvia collaborano con noi dal primo anno di Strangios, collaborano con la nostra comunità da sempre, quindi vi ringrazio di cuore Lucio e Silvia per essere stati nuovamente con noi. Io vi do appuntamento a domani, sempre alle 5, altre 3 presentazioni, mi raccomando non mancate. Buona serata a tutti. Una notte sbagliata, notte diversa, per gente